Vedo un coccodrillo che fuma la pipa. Da piccolo leggeva e gli sono servite le sue letture per scrivere adesso i libri. Da piccolo leggevo dentro una cassa di legno, non una cassa da morto. Mio padre faceva il fornaio, vendeva la pasta, gli arrivava la pasta dentro queste casse di legno, allora io ne prendevo una, la mettevo in un angolo, andavo dentro nella cassa col libro e con panne e cioccolato. E se mi sono serviti non lo so, perché questo è successo tanto tempo fa, quasi ai tempi di Garibaldi. I personaggi delle fiabe se li inventa o sono quelli della sua vita? No, me li invento, li tiro magari fuori dal naso, dalle orecchie, dalla bocca, però li invento perché così li faccio più divertenti. Quelli della vita molte volte sono un po' noiosi. Preferisce le storie che finiscono bene o quelle che finiscono un po', insomma? Preferisco quelle che non finiscono. Hai visto, io ho già fatto anche tanti libri di storie che non finiscono e quelli che leggono le fanno finire come vogliono loro. Preferisco le storie che finiscono con un punto interrogativo, così uno per rispondere deve inventarsi qualche cosa. Preferisco le storie che cominciano e poi io non le finisco e tocca ai bambini che leggono finire.